C'era da aspettarselo, insomma, che sarebbero crollati i titoli e ci sarebbero state delle ripercussioni nell'economia. Chiaramente si tratta di una persona importante che ha fatto un pezzo di storia italiana e quindi, insomma, merita anche il nostro rispetto. E non ho ben capito certa parte del Partito Democratico che prima lo elogiava o comunque non lo ha mai contrastato per tutto quello che è riuscito a fare, e oggi sentiamo invece ad esempio il Presidente della Toscana Rossi che lo condanna e si esprime con toni molto duri. Ecco, quella fetta di sinistra secondo me dovrebbe, a mio avviso, starsene zitta. È una morte di una persona che comunque ha, come tutti i personaggi di una certa levatura, delle zone di luce e delle zone d'ombra, e quindi, insomma, probabilmente nel suo ha fatto molto di positivo e per quello, insomma, va ricordato come qualcuno che comunque ha portato l'Italia al livello in cui è e merita tutto il nostro rispetto.